Ma la sta soddisfando ancora questo calcio? Io penso che noi abbiamo sempre lavorato in radio e siamo amanti della radio. Penso che sia diventato forse meglio commentare per lei la Moviola alla radio, perché non lo vediamo tutte le polemiche che ci sono state. Beh, questo chiamiamolo tra virgolette un gioco che ho portato avanti da ben 27 anni. Sì. Fondamentalmente è un ossimoro. Feltri dice che è la Cassazione, lo ringrazio, e certamente non è questo il calcio che mi piace, perché è troppo legato al business, troppo legato all'entertainment, si è persa un po' l'essenza dello sport. E poi bisogna dire che manca un po' di nazionalità, e sotto questo aspetto la FIFA dovrebbe cercare di fare pressioni anche con l'UEFA sull'Unione Europea, perché non può essere paragonato il calciatore a un lavoratore comune come può essere un operaio, ma anche un medico, eccetera, perché svolge un'attività più vicina a quella quasi dell'attore teatrale o cinematografico, per cui ok la libertà di stabilimento, però credo che sia necessario riportare nei club almeno, non dico tanto, 4 giocatori di nazionalità o cresciuti nel vivaio. E poi questo è un problema che si ripercuote sulla nostra rappresentativa, che per la terza edizione ci farà vedere la Coppa del Mondo in divano senza poter tifare per gli azzurri. E non poter fare la Moviola. No, lasciamo perdere. Però il problema, a proposito di Moviola, il problema non è la tecnologia funziona, addirittura col fuorigioco semiautomatico siamo direi vicini quasi al 99,5% di precisione. A proposito, si chiama solamente semiautomatico perché in alcuni casi l'arbitro deve valutare se si tratta di fuorigioco attivo o passivo, perché sulla posizione di fuorigioco non si discute. Però poi c'è un problema relativo al fatto che la tecnologia negli altri casi bisogna saperlo usare, e qui ho una mia idea, e cioè che spesso e volentieri noi al VAR ci troviamo ex arbitri che sono stati dismessi, si usa questo termine, no? Perché ritenuti mediocri tecnicamente, e poi improvvisamente ex arbitri che hanno diretto 4 partite in 3 anni, oppure addirittura ce n'è uno 7 in 10 anni, diventano decisori al VAR. Allora io credo che al di là di quelli in attività, al VAR, a lissone, dovrebbero andare quelli che hanno almeno un'esperienza di 4-5 anni alla Candia e almeno aver diretto, non dico tanto, 30 partite, ma chi ha diretto solo 4 partite ed era considerato scarso, improvvisamente diventa quello che decide. Cioè, quindi non è un problema della tecnologia, il problema è nell'uomo.